Allora, Assessore, e tutti questi soldi di cui si parlava, Sì. come farà la Regione? I debiti verso i consorzi di bonifica, che sono, come si è detto, 60 ma 100 anche milioni di euro. Sì, non è così, nel senso che non è solo questo, si arriva anche a 800-900 milioni di euro che abbiamo a debiti la Regione Veneto, ma è legata tutto al patto di stabilità. Noi non abbiamo i soldi ma non possiamo spenderli, è molto semplice, quindi ogni qualvolta c'è uno sblocco noi possiamo pagare un po' questo, un po' quell'altro, un po' quest'altro. Fermiamo. Il patto di stabilità blocca tutte le risorse. Io per esempio nel mio settore ho dei debiti di circa 40 milioni di euro e per pagare i debiti che abbiamo dobbiamo aspettare il patto che si sblocchi un po' il patto di stabilità. Ci sarebbero questi soldi? La Regione Veneto sì li ha, ma non li può spendere. Non li può spendere. Per cui deve aspettare lo sblocco di, che ne so, in giunta può arrivare uno sblocco di 30 milioni di euro, vanno 10 alla mobilità, 4 all'agricoltura, 15 all'ambiente, quindi magari l'ambiente avrà, che ne so, 300 milioni di euro e darà invece che 60, gliene darà 6. Quindi loro staranno ad aspettare per gli interventi? Questo è il patto di stabilità. Purtroppo il patto di stabilità Questo è il patto di stabilità che ha bloccato tutti, enti locali, comuni, province, regioni, anche le regioni virtuose pagano per gli altri. Questa è la realtà dei fatti. Quindi parliamo il debito di acqua e di sicurezza, il sono debito, due cose che non dovrebbero essere legate al patto di stabilità comunque. No, posso dire però... è tutto legato al patto di stabilità. Adesso tanto so... E oltre, scusate, chiudo, oltre ad essere legato al patto di stabilità, negli ultimi 8 anni alla Regione Veneto sono stati sottratti 700 milioni di euro di spesa libera. Cosa vuol dire? Spieghiamo ai telespettatori. Spesa libera significa tutte queste cose qua, investimenti che si potevano fare e che oggi non possiamo fare. L'agricoltura, bilancio 2014, 14 milioni di euro, bilancio 2015, 7 milioni di euro a disposizione, metà. Quindi cosa vuol dire? Tutte cifre giuste. Così vuol dire investimento sul fitosanitario, no? Su feste, festini, fitosanitario, Tutte cifre giuste, Mentale. però siccome tanto so che sei una persona onesta intellettualmente, 450 sono stati sottratti al governo Berlusconi, lo sai. Cioè, no, ma io sai che non faccio, sai che non faccio sconti a nessuno. No, è giusto anche spiegarla questa non faccio cosa, sconti 450 di 700 sono stati sottratti assolutamente dal decreto non Tremonti faccio sconti ed è a così. nessuno, qualsiasi Come governo. posso dirti, c'è stato un errore grave che è stato commesso nei confronti dei consorzi a inizio legislatura, perché per una cosa demagogica era stata cancellata una tassazione di un contributo di 17 euro, 16 euro. che era 16 euro e qualcosa, che rappresentava un elemento fondamentale per la vita dei consorzi. Dopo un anno avete riconosciuto, l'avete cancellato, era una cosa demagogica, noi abbiamo votato contro a questa scelta, dopo un anno avete dovuto rimetterlo, reinserirlo, perché rappresentava un elemento fondamentale per la vita dei consorzi. Però nel frattempo intanto si è perso un po' di tempo e anche questo ha allungato, come d'altra parte siamo meno competitivi rispetto ad altre regioni, inutile negarlo anche questo, perché non mettiamo la benzina dentro la macchina. Tutte le altre regioni la mettono, noi no, e sono circa 150 milioni di euro ai quali rinunciamo, che rappresentano un elemento fondamentale per far funzionare la macchina. Il motivo per cui non lo mediamo? L'addizionale IRPEF, non abbiamo messo la sì, tassa. Certo, però se per questo io non pago a 24 mesi, non faccio funzionare la macchina, tengo la Ferrari senza benzina, mi dispiace, ma è stata una scelta... Si pagano anche interessi sui soldi che... È una scelta... Non è che sono interessi zero quei soldi che avanzano la regione. Certo, si pagano gli interessi tutti, scusami. Certo, la formazione... è una mancanza della regione. La formazione attende 13 milioni di euro e ci paga 900.000 euro di interessi. I consorzi ci pagano gli interessi, tutto il mondo sociale è in crisi, tutta la disabilità è in crisi, tutte le altre regioni la applicano, l'unica regione che non l'applica è il Veneto, vuol dire che abbiamo fatto una cazzata. Adesso ce la diciamo molto francamente e sinceramente, io non perché lo so. se no ci raccontiamo sempre balle. Io non so se alzare le tasse sia sempre la scelta giusta. Ma non è alzarle, è metterci alla stessa stregua delle altre regioni. Vabbè, non siamo meno...
No, alzandole. in Lombardia perché le fai applicare, scusami? Perché sono peggio di noi? No, perché sono peggio di Scusa, noi. io Perché- posso non applicare l'addizionale sulle mie imprese? In Lombardia hanno la cassa che in Veneto non abbiamo e noi non riusciamo a far fronte ai crediti. Non è proprio così. È così. Tutte le regioni hanno debiti. Perché tutte le regioni la applicano, scusami? Perché in Lombardia voi la applicate? Siete al governo voi in Lombardia, no? Cavoli loro, noi non abbiamo applicato la tassa e non vogliamo applicare la tassa. non è che La prossima giunta, se vuole applicare la tassa, applicherà una tassa abbiamo mandato aggiuntiva. in crisi tutte le aziende, tutti i settori produttivi, paghiamo 24 mesi. Sai meglio di me che la crisi del pagamento di questi debiti sono legati al patto di stabilità, Sì, ma il patto perché di i soldi e risorse le ha la regione. Non è lo Spirito Santo il patto di stabilità. Il patto di stabilità è generato dal rapporto tra le entrate di una regione e le uscite. E le entrate di una regione, in questo caso, sono diminuite e ridotte rispetto a quelle delle regioni a fianco. Mi stai dicendo aumentiamo le tasse per... No, io ti sto dicendo che se applicassimo le stesse tasse che vengono applicate nelle altre regioni, la regione Veneto non sarebbe Noi così abbiamo poco fatto una scelta competitiva. diversa. Noi abbiamo fatto una scelta diversa. Ma è sbagliata. Abbiamo fatto una scelta diversa, Avete quella scelto, di non aumentare scusami, le tasse avete e scelto tagliare. di tagliarle perché non è che le pagavano tutte le addizionali IRPEF, la pagava il 10% della popolazione più ricca del guarda che in Veneto. questi 5 anni... Quindi voi avete dato i soldi al 10% della popolazione più ricca e avete sottratto queste risorse alla parte che Guarda sta che noi sotto. abbiamo fatto una Ma è scelta così, diversa negli ultimi 5 È anni. così, Abbiamo fatto semplificazione degli enti, abbiamo tolto consigli di amministrazione. Beh, te lo posso dire io sugli ispettorati agrari, ti posso dire anche perfino per segno i milioni di euro. Siamo dovuti tornare indietro. No, ti parlo anche Di che cosa? gli istituti, gli ispettorati agrari, che dico io, abbiamo fatto 2,4 milioni di risparmio. Cioè, allora, abbiamo fatto una scelta diversa, tagliare il più possibile, semplificare il più possibile, invece che aumentare le tasse. Abbiamo fatto una trasmissione molto seria. Se vogliamo continuare a fare demagogia, facciamo demagogia. No, questa è la realtà. Però la realtà è che la Regione Veneto è più in difficoltà rispetto alle regioni a Però vabbè, causa ma è di stata questa frutto di una scelta, era stata spiegata. E non riguarda tutti, però. Cioè c'era l'87% della popolazione che non pagava l'addizionale IRPEF. No, ma c'è stata fatta una scelta. Ti faccio un esempio. Noi abbiamo messo le mani in tasca alla disabilità, ai settori economicamente produttivi, alle imprese che dobbiamo pagare e abbiamo tagliato risorse, abbiamo abbiamo fatto le nozze con i fichi secchi perché il governo Berlusconi e il governo Renzi ha tagliato 700 milioni di euro alla regione del Veneto. Certo, ma l'ha è tagliato chiaro? anche le altre regioni. È chiaro? Sì, ma tanto è vero, sai qual è la differenza? Pagano No, giusti l'Emilia Romagna, le imprese io guardo e il l'Emilia Veneto Romagna, no. l'Emilia Romagna come noi sul cofinanziamento PSR noi mettiamo 29 milioni di euro all'anno per riceverne 100, Certo. ok? Aveva e ha, così come la Toscana, lo stesso problema nostro, cioè non hanno le risorse, arrivano fino al limite per avere il cofinanziamento regionale, per avere le risorse nazionali e regionali. Non pagano 24 mesi. Perché anche loro hanno lo stesso identico problema. Hanno il patto di stabilità e non hanno cassa. Quindi il problema è generalizzato. Ma guarda che questa è... Che non ho chiarissimo. Non cambia assolutamente. L'ultima cosa, Sì, solo un elemento sul bonifica. C'è il piano operativo nazionale, il famoso PON. Sì. Sono risorse che di solito mette la fiscalità generale dello Stato, $500 miliardi di euro di investimento investimenti sui PIC, sui consorzi di bonifica. Questa programmazione lo Stato mette 0, prendiamo i soldi dall'agricoltura, dai piani di sviluppo rurale di tutte le regioni, mettiamo 300 milioni di euro che dovrebbero essere destinati alle regioni del nord. Quindi sono investimenti anche qui però sempre soggetti al patto di stabilità. Veloce Cappello, siamo in chiusura per una battuta al Presidente. Voglio soltanto velocemente ricordare ai telespettatori che noi come Consorzio ADG Euganeo abbiamo tolto dalla tassazione quei terreni che sono andati sotto acqua e abbiamo chiesto anche assieme alle associazioni di categoria, CIA, Coldiretti, Unione, che quelle tasse venissero pagate dalla Regione.
Oltre di più, gli agricoltori di quei fondi non hanno fatto reddito in quei anni, certo. Ricordiamocelo questo, e non stanno facendo reddito neanche ora, perché quei terreni che sono andati sott'acqua l'anno scorso non sono sicuramente buoni quest'anno, ricordiamocelo. Chiarissimo. Allora io mi auguro, e mi auguro veramente di cuore, che dalle forze politiche che abbiamo qui ora, chi sarà a governare capisca che le aziende agricole devono fare reddito e soprattutto devono confrontarsi con un mondo fuori che non è competitivo come il nostro e non è leale come il nostro, perché non sono sottoposti ai nostri controlli dei nostri prodotti. Chiarissimo, Trivellato e poi Presidente. Sì, io volevo così Veloce anche chiudendo, insomma, rispetto anche al titolo della trasmissione che era strategie per i giovani del futuro, insomma, rispetto a, è stata accennata purtroppo questa sera, però abbiamo parlato di credito, abbiamo parlato di burocrazia, l'altro elemento, la linfa vitale rimane quella della terra per i giovani. Allora è stata firmata una legge a livello regionale, anche questa di comune accordo tra tutte le forze politiche, nella quale si istituiva la Banca della Terra. Per adesso purtroppo è rimasta ferma là, nel senso che è stata istituita ma non si è riusciti ad andare avanti, speriamo che nel futuro venga fatta. Nel frattempo noi come AGE, come CIA, abbiamo firmato un accordo con la zona industriale di Padova che abbiamo presentato in settimana ad un convegno molto partecipato anche di giovani organizzato da noi, nel quale sono stati messi a disposizione una trentina di 36 ettari della zona industriale di Padova da prendere e far tornare agricoli per potenziare le aziende agricole di giovani. Ecco, allora se qualcosa si può chiedere, voglio dire, noi chiediamo sicuramente da un lato più coraggio da parte della politica di prendere in mano le problematiche che sono emerse qua, ma che sono insomma le problematiche che sono state esposte in più occasioni da parte nostra, da parte delle altre associazioni, avere il coraggio e la determinazione non solo di fare grandi dichiarazioni, ma anche di arrivare in fondo alle questioni, perché come noi facciamo e ci lavoriamo la terra e ci spacchiamo la schiena per arrivare a produrre qualcosa di valore, chiediamo alla politica di fare la propria parte come noi quotidianamente facciamo la nostra. Battuta Presidente, che poi faccio chiudere per Arbo proprio velocissimo, sì. E anche Movimento 5 Stelle con chiuso. Per far sintesi di questo bell'incontro che abbiamo avuto con i rappresentanti della politica, mi propongo che per dare una continuità all'agricoltura italiana non la dobbiamo vendere come tantissimi prodotti italiani che abbiamo venduto, sia sull'industriale che sul manufatturiero e quant'altro. E dobbiamo essere coerenti che per dare spazio alle nuove generazioni l'agricoltura italiana è degli italiani e non possiamo permetterci che per dire tedeschi vengano a Monselice a affittare 80 ettari per produrre asparago che viene esportato in Germania. L'asparago italiano se lo mangiano ma lo devono produrre gli italiani. Seconda cosa, tanto per fare sintesi, stasera non sono in vena di slogan, però sapete che talvolta mi piace un po' sdrammatizzare. Per quanto riguarda i capannoni, è vero, queste cattedrali sul deserto inutilizzate le dobbiamo mettere in opera, o le smaltelliamo e rifacciamo campi coltivabili, o le utilizziamo, che non devono essere solo per il mondo agricolo, ma però le dobbiamo sfruttare, perché ci sono delle cattedrali, io penso a Castelbaldo vicino alla Fossetta, ci sono dei capannoni da metri e metri, non voglio neanche pensare come mai sono stati fatti in zone agricole di quel livello e di quel calibro, magari non so se ero nato, però ci sono e sono chiuse, erbacce, cioè, fanno schifo a vedersi, quindi dobbiamo essere con la politica, quindi politica e tecnica devono andare a braccetto per risolvere anche questi tipi di problemi che fanno perdere l'immagine al nostro territorio. Molto chiaro. Peraro doveva dire qualcosa. Condivido questa analisi, se poi tornassimo indietro a capire perché alcuni terreni agricoli diventavano edificabili, ce ne sarebbero per tutti. Ecco, non abbiamo anche oggi tempo. l'obiettivo è veramente quello, io uso questo termine, rigenerare il patrimonio edilizio esistente e le aree rurali o produttive dismesse o degradate. Movimento 5 Stelle. C'è una parola per identificarvi, siete il settore primario, siete i primi che dobbiamo tutelare, tutto qua. Il permettere con la legge regionale nuova, che ho solo sentito, non ho neanche voglia di approfondire, di poter creare delle aree commerciali all'interno delle aree rurali, mi ha fatto proprio... Non abbiamo bisogno, voi non ne avete bisogno, insomma, tutto qua. Assessore, chiusura?
No, io spero che le politiche che abbiamo messo in campo insieme al mondo agricolo possano essere per il futuro interessanti sicuramente per i giovani. Tutto quello che in qualche modo era stato predisposto insieme come visione strategica è stata messa in campo, ovviamente noi possiamo creare le condizioni, però credo che il settore primario gli sia stato caricato della responsabilità anche di affrontare problemi che non sono solamente il primario, come l'occupazione, come altre problematiche, che lo come vedono la tutela dell'ambiente. Penso invece che ognuno debba fare la propria parte. Il mondo agricolo fa la sua, credo che altri settori dovrebbero in qualche modo prendere esempio da chi in qualche modo si spacca la schiena per portare a casa il reddito e che in qualche modo anche sta creando occupazione, perché continuare a investire in un momento di crisi sicuramente è una nota di merito. Assolutamente. Assumiamoci comunque un impegno a dare terreni per questa banca della terra ai giovani, cioè ci sono tanti terreni basta fare un piccolo censimento di proprietà demaniale, di province, della regione 6 stessa, mesi dei per comuni vedere. e mettiamole a disposizione delle cooperative. Se ci siamo giovani, riusciti insomma. noi davanti a uno spritz a trovare l'accordo con Zip, penso Esatto. che la politica con uno Posso schiocco fare- di dita potrebbe fare un Hai censimento. sbagliato, e il bibita, terreno non per i dovevi dire spritz. Non dovevi dire spritz. Dai, provate a impegnarvi in questo senso. Allora, grazie Enrico Chiuso, Stefano Peraro, Piero Ruzzante, Grazie. Franco Manzato, Mattia Cappello, Luca Trivellato, Grazie. Roberto Betto, i nostri ospiti qui presenti che sono intervenuti, Eri Faccini, Sara Salmaso e Fabio Carraro. Grazie a voi di averci seguito, speriamo di aver soddisfatto anche le vostre aspettative di approfondire questo tema in modo serio e concreto con operatori del settore. Auguriamo buon lavoro e in bocca al lupo ai nostri ospiti e naturalmente a voi ci vediamo domani. Grazie, buonanotte.